Oggi una manifestazione a Padova appunto contro il DDL sulla buona scuola. Qual è l'alternativa alla buona scuola di Renzi? L'alternativa alla buona scuola di Renzi noi ce l'abbiamo costruita in 10 anni di percorso, si chiama legge di iniziativa popolare per una buona scuola per la Repubblica, è depositata sia alla Camera che al Senato, è pronta per essere discussa, basterebbe che il Premier Renzi e il partito che lo sostiene volessero dare un'occhiata a questa proposta, che è laica, pluralista, inclusiva, è una proposta democratica, a differenza della sua che è puntata sulla figura centrale del preside manager, sull'entrata delle aziende e di soldi non statali nelle scuole. È anche una riforma che dal punto di vista pratico non garantirà niente di meglio agli studenti, non avremo aule con meno studenti dentro, non è stata modificata la normativa che ci impone di avere 27, 28, 30 fino a 33 studenti per classe, quindi dal punto di vista pratico, al di là delle assunzioni che sono una cosa sacrosanta, ci sono lavoratori della scuola che da 20 anni fanno i precari, quindi è sacrosanto che vengano assunti, tutto il resto del disegno di legge per noi è inemendabile e quindi chiediamo il suo ritiro e la discussione della legge di iniziativa popolare. Principalmente perché questo DDL vuole solo portare a una standardizzazione delle nostre scuole, in quanto vuole far diventare il dirigente scolastico a capo praticamente di un'azienda, lasciandogli carta bianca, facendo diventare la scuola una scuola azienda, portando gli studenti a perdere ore di lezione per fare degli stage che spesso e volentieri non sono nemmeno collegati direttamente agli indirizzi di studi. Inoltre siamo assolutamente contro la privatizzazione, in quanto questa riforma porterebbe i privati all'interno delle scuole che dandoci fondi avrebbero parola nei nostri consigli di istituto a discapito di qualsiasi cosa. Secondo voi il vostro futuro a livello lavorativo non è garantito con questo decreto? No, assolutamente, perché questo decreto collegato alla riforma sul lavoro del Jobs Act ci garantirebbe solo ed esclusivamente un futuro precario, un lavoro precario, e non è quello che vogliamo per noi e per tutti gli studenti, in quanto ci diamo da fare, studiamo tanto e vogliamo arrivare ai nostri obiettivi che ci siamo prefissati grazie a tutto il lavoro che facciamo.